Dal 23 al 25 marzo Chioggia diventa la capitale del radicchio. Il mercato orticolo di Brondolo ospita la seconda edizione della Fiera Campionaria delle Imprese Clodiensi, organizzata da Chioggia Ortomercato e dedicata al radicchio rosso deciosa. In Veneto viene coltivato il 60% di tutto il radicchio italiano e la provincia di Venezia, e quindi il comune di Chioggia ha un etaraggio tanto esteso da far dire che Chioggia è a pieno titolo la capitale del radicchio. Questa varietà, selezionata negli anni 30 dall'incrocio del radicchio trevigiano e dall'Invidia, con la sua caratteristica forma a rosa ed una produzione di oltre 100.000 tonnellate, si presenta ai visitatori di questa seconda campionaria forte del marchio IGP. Dopo il banco di prova della prima edizione, questo appuntamento risulta potenziato nella sua formula. È un modo attraverso il quale si fa promozione turistica anche, attraverso i prodotti che, come dicevo prima, caratterizzano il territorio chioggiotto è possibile veicolare il nome di Chioggia all'esterno di questa città. Quindi io credo che il radicchio sia individuato già oggi come prodotto tipico di Chioggia e in quanto tale va valorizzato e va promosso affinché il nome di Chioggia possa uscire dalla nostra realtà nel modo dovuto. Noi abbiamo apportato una discreta miglioria coinvolgendo molto di più il settore agricolo e espositivo, la presenza del consorzio agrario e in primis è molto importante soprattutto per il fatto del chilometro zero, quindi a dare un senso forte all'origine del prodotto. E poi il coinvolgimento del mondo dell'artigianato, del commercio, della ristorazione, quindi un po' alla volta stiamo crescendo e sarà comunque la presenza del pubblico. Già all'inaugurazione e ieri ci sono state delle buone e ottime presenze che ci fanno sperare per il futuro. Una manifestazione non solo all'insegna della celebrazione. Gli organizzatori hanno strutturato un programma denso di convegni, tavole rotonde, workshop per mettere in relazione gli operatori, stimolando azioni di collaborazione tra i diversi settori economici del territorio. Noi possiamo, partendo da questo che è la nostra bandiera, oggi ospitare tutte quelle che sono le attività produttive, le attività del nostro territorio, quindi valorizzare, trasmettere questa unione che permette di dare risposte concrete e di portare il nostro territorio fuori da quello che è l'ambito strettamente comunale. Ecco, io che rappresento in questo momento la provincia e rappresento sia il mondo agricolo come assessore all'agricoltura e assessore alle attività produttive, non posso essere che felice e contento di vedere che in questo momento si sta realizzando questo matrimonio, questa unità di intenti che è decisamente importante per il nostro territorio. Alla ricca proposta espositiva, fatta di oltre 50 stand, Chioggia Ortomercato ha aggiunto importanti spunti di riflessione, dalla messa celebrata dal vicario generale Monsignor Zenna, al coinvolgimento di associazioni di volontariato, ad attività didattiche nelle scuole presenti alla manifestazione con i propri elaborati. Sempre più spesso la parte gastronomica è elemento caratterizzante di un luogo. Non poteva dunque mancare un ricco stand per toccare direttamente con mano, o meglio col palato, la prelibatezza di questo prodotto orticolo. Grande attenzione da parte di Chioggia Ortomercato alla trasformazione del prodotto. Se la birra a radicchio, la rossa di Chioggia, è ormai una realtà consolidata che ha creato le premesse perché altri soggetti cercassero nuove implicazioni produttive, novità di quest'anno la marmellata ed i semifreddi, che grazie al prezioso contributo del gruppo di azione locale Antico Dogado varcheranno presto i confini nazionali per essere esportati a Marsiglia. Forte del successo di questa edizione, Chioggia Ortomercato mette già in cantiere la prossima. La faremo il 22, il 23 e il 24, 3 giorni dedicati a migliorarsi sempre di più. Vi aspettiamo. Le do la bacchetta magica, che cosa vorrebbe per la prossima edizione? Una grande partecipazione e un aspetto solidale tra le categorie economiche. Coinvolgiamoci tutti quanti perché insieme possiamo rilanciare Chioggia e il suo territorio. E se la valorizzazione del prodotto diventa valorizzazione della città, c'è solo una cosa che non bisogna dimenticare:
La rosa di Chioggia, l'unica rosa senza spine.